nostro appuntamento con Onda Libera, come tutti i giovedì, dedicata alle questioni relative all'Europa, all'euro e all'appuntamento con il professor Claudio Borghi Aquilini. Tra l'altro l'abbiamo ricordato prima con Matteo Salvini, lo ricordiamo anche adesso. Stasera alle ore 20:30 è prevista un'altra tappa del Basta Euro Tour a Treviso. Alle ore 20:30 di questa sera appunto all'Auditorium Cassamarca in Piazza delle Istituzioni, con Matteo Salvini e con Claudio Borghi Aquilini, che dovrebbe essere tra l'altro in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Claudio. Eccomi, ci sono. Eccoci qua. E naturalmente ricordo anche che sul sito bastaeuro.org avete tutti gli aggiornamenti e la possibilità di scaricare il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo. 31 domande e 31 risposte. Un manuale molto snello, molto sintetico, ma dove ci sono appunto tutte le questioni che ruotano intorno all'assetto della moneta unica e non solo. Domani poi è previsto un altro appuntamento del Basta Euro Tour alle ore 10:30 in mattinata a Reggio Emilia, all'Hotel Posta in Piazza del Monte 2, e come ci ha ricordato prima Matteo Salvini sono state annunciate anche alcune manifestazioni di disturbo da parte dei centri sociali e affini. In ogni caso, Claudio, prima di sentire come al solito anche i nostri ascoltatori, che ricordo potranno chiamare telefonicamente allo 02 66 20 35 29 oppure mandare un sms al numero 346 6427 756 o una mail all'indirizzo giulio.cainarca@radiopadania.net. Prima di questo però vorrei prendere spunto, visto che ci avviciniamo anche sempre più alle elezioni europee, e tra l'altro ricordo tu corri in queste elezioni come candidato per la Lega nella circoscrizione di Nord-Ovest, e quindi diciamo un grande orgoglio. Ecco, lo rivendichi apertamente, giustamente lo dici in maniera molto chiara, anche perché queste elezioni, prima ne accennavamo con Matteo che si è collegato con noi per qualche minuto. A differenza per esempio di chi come Ida Magli, che pure ha tutte le credenziali diciamo giuste per rappresentare quella schiera di intellettuali, non molti, e di analisti e di giornalisti anche, che sono pochi, ma comunque Ida Magli senza dubbio, mi riferisco in particolare ai suoi libri e all'ultimo sul tema dell'Europa, La dittatura europea di ben 4 anni fa, ha tutte le credenziali per aver avvertito in tempo sui pericoli della costruzione europea, non solo dal punto di vista della moneta, al quale pure è dedicato un capitolo nel suo ultimissimo libro, quello uscito da poco, ma anche sotto il profilo proprio della costruzione politica, culturale in senso lato. Ida Magli dice è meglio andare a non votare per significare la propria lontananza da questa Europa mostruosa. Al contrario però a me pare, lo dico da cittadino, non sto parlando né da leghista né da militante politico, ma da cittadino comune, che mai come stavolta le elezioni europee un significato lo possono avere, perché finora abbiamo sempre votato alle europee come se fosse una specie di sondaggio per il quadro politico interno italiano. Magari crolla un governo perché le europee vanno bene o male, e qualcuno cerca legittimazioni, se non le ha avute prima, dal voto alle politiche per poter governare in Italia tramite i risultati delle europee. Insomma, finora si è votato con quello spirito lì. Stavolta invece mi pare che, e si legge anche sui giornali, alcune questioni finalmente di sostanza stiano venendo fuori, quindi questo voto mi pare, Claudio, è un voto importante. Adesso non lo dico perché tu sei candidato o perché andiamo al voto e stiamo parlando da una radio di partito, ma lo dico anche come cittadino. Basta leggere i giornali e avvertire l'umore delle persone comuni in giro per il paese, no? No, ma è importantissimo, e soprattutto è importantissimo perché forse è la prima volta che abbiamo preso di che cos'era. Vale a dire, in passato è sempre stato considerato il voto europeo, appunto come dici tu, una specie di sondaggione, e probabilmente c'era anche un certo quale interesse da parte delle istituzioni europee a disegnarcelo così, ecco, perché così facendo si era più liberi di fare i casi propri. Noi colpevolmente, io mi ci metto ovviamente con dentro mani e braccia su questa colpevolezza, cioè colpevolmente abbiamo sottovalutato cos'era il pericolo dell'Europa. Adesso però le carte sono sul tavolo, quindi non ci sono più scuse, e quindi
dobbiamo combattere come battaglia in Europa ormai è chiaro. Fortunatamente credo non è tardi, ecco. I danni per carità ce ne sono stati e come, però non si poteva, oggettivamente non si poteva sospettare prima che le cose fossero così disastrose, perché che ci potessero essere dei pro e contro, quello va bene, ci si poteva arrivare un po' tutti, ma che ci fossero solo contro e che si rivelasse veramente, per quella tonnara che si è rivelata, si poteva sapere soltanto dopo la Grecia. E la Grecia è capitata dopo le ultime, diciamo, la totale visione di quello che è successo poi dopo in Grecia è capitato dopo le ultime elezioni, per cui diciamo che forse sono le prime elezioni consapevoli della tonnara, e effettivamente poi dopo gli equilibri che ci saranno in Europa saranno per una volta molto 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 diversi. Perché? Spieghiamolo perché è importante, perché ogni singolo voto conta. Fino adesso ci hanno sempre venduto che la contrapposizione in Europa era fra diciamo popolari e socialisti, o destra e sinistra, se vogliamo semplificare, no? Allora bisognava riuscire a dare un pochettino più di voti ai popolari, poi dopo invece un pochettino meno di voti ai socialisti, no? In modo tale da poter ottenere chissà che. E in realtà purtroppo poi il gioco si è scoperto, cioè vale a dire che i popolari e i socialisti in Europa erano le due facce esattamente della stessa medaglia, vale a dire hanno utilizzato uno strumento molto molto furbo per riuscire a prendere i voti da destra e da sinistra, ma in realtà rappresentando esattamente lo stesso tipo di potere eurocratico pericolosissimo, che è quello che poi dopo ci ha ficcato in questo guaio. Quindi l'intento in prima persona, questa elezione, deve essere riuscire a metterli in un angolo, vale a dire non consentire che ci sia né l'uno né l'altro, perché tanto non cambia niente, come dire carceriere 1 e carceriere 2, e riuscire a metterli in un angolo insieme con invece altre forze con cui la Lega Nord è alleata, vale a dire Front National, PVV, insomma gli altri partiti euro contrari, ecco, mettiamola così, che riusciranno poi dopo e qui veramente ci vuole ogni singolo voto per riuscire a far saltare il loro progetto, riusciranno a costringerli a gettare la maschera, vale a dire a mettersi assieme per fare la famosa grande coalizione, no? Ma che in realtà rappresenta semplicemente la stessa faccia del mostro. Quindi una volta che noi riusciremo a avere sufficienti voti per metterli nell'angolo, tutto apparirà più chiaro. Claudio, qualche spunto dalle notizie di oggi e anche un paio di commenti, però parto dalle notizie, dai dati che sono stati forniti da Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, il quale ha certificato, perlomeno i dati Eurostat sono questi, che l'anno scorso l'Italia ha speso 44 miliardi e 156 milioni di euro per gli aiuti ai paesi sotto programma di assistenza, vale a dire Grecia, Irlanda, Portogallo, Cipro. Si tratta del 2,8% del prodotto interno lordo italiano e soprattutto è la quasi totalità del deficit italiano, cioè dello squilibrio fra entrate e uscite su base annua, senza considerare il pagamento degli interessi. Vale a dire, nel 2013 l'Italia ha avuto un deficit così definito pari a 47 miliardi 340 e rotti milioni, il 3% del prodotto interno lordo, uno dei famosi tetti dei parametri di Maastricht. Ovvero, per dirlo ancora in un altro modo, se l'Italia non avesse dato questa massa enorme di soldi, che praticamente equivale al suo intero deficit 2013, nei cosiddetti programmi di assistenza internazionale, di aiuto, di salvataggio, l'Italia sarebbe al pareggio di bilancio, avrebbe uno 0,2% di deficit rispetto al prodotto interno lordo, senza bisogno di manovre correttive che nel frattempo hanno depresso terribilmente l'economia, al punto che perfino Milano Finanza oggi si chiede se il gioco sia valso la proverbiale candela, per sortire poi quali effetti, perché gli effetti sui paesi aiutati non sembrano molto positivi. La Grecia è passata da un rapporto debito-PIL del 157% nel 2012
al 175% nel 2013. 240 e passa miliardi di euro di aiuti, dove sono andati a finire? Punto di domanda. Se il debito è salito così come in Portogallo. Certo, qualcuno ha festeggiato perché il Portogallo ha collocato un titolo di Stato decennale dopo 3 anni di assenza dai mercati per 750 milioni al tasso del 3,57% e la Grecia ha registrato un surplus di bilancio primario di 1,5 miliardi, con una disoccupazione al 30% e con un quadro generale che è quello che tra l'altro abbiamo sentito nel convegno del 12 aprile a Roma, organizzato dal professor Bagnai, al quale rappresenti anche tu e che abbiamo mandato in onda in radio. Allora, commento rapido, ma qui insomma più che rapido bisogna essere sostanziali perché i dati parlano da soli. È perfino Eurostat che corrobora lo scetticismo, per usare un termine eufemistico. Giulio, a me veramente mi viene una grande rabbia, no? E sì che io ormai avete imparato un po' a conoscermi, sono una persona tranquilla. Mi viene una grande rabbia perché uno vede il danno, lo vede, lo denuncia, no? E penso che mi si possa dire tutto tranne che non l'ho denunciata, insomma, questa cosa, l'ho gridata in tutte le salse, ogni trasmissione che venivo sempre, che venivo invitato, venivo sempre un po' guardato come quello fissato, no? Cioè presente uno diceva, vabbè, ok, sì, questo ci racconta le solite cose dei fondi salva stati, ci racconta le solite cose del fiscal compact, ma che palle, basta. Eppure al momento quando uno dice queste cose, che erano cose assolutamente visibili, contabili e precise, vedevo che stavano rubandoci soldi, rubandoci futuro, rubandoci denaro, ma per quantitativi incredibili, no? Denunciavo e mi facevano spallucce. Poi dopo, quando arrivano i conti a fine anno, dicono, guarda, abbiamo dato in giro 50 miliardi. Ma veramente è una cosa incredibile. E poi dopo uno dice, ma come mai hai deciso di metterti in prima persona? Ho deciso di metterti in prima persona perché questa è una guerra. Questa è una guerra e poi dopo bisogna anche vedere, bisogna anche spiegarlo ai nostri figli cosa che abbiamo fatto, cosa abbiamo lasciato che venisse fatta all'Italia, cosa rischiamo ancora che verrà fatta, perché poi non dimentichiamo che la lista degli orrori in realtà è appena iniziata, perché i fondi salva stati chiederanno ancora soldi e poi abbiamo, poi sicuramente ne parleremo, il mostro dell'ERF, quindi dell'European Redemption Fund che sta arrivando. Il fatto che questi soldi dove sono andati? Sono andati esattamente in quel debito che tu vedi, no? Vale a dire, il fatto che noi diamo dei soldi alla Grecia o diamo dei soldi al Portogallo o diamo dei soldi all'Irlanda, per loro fa salire il debito, perché in teoria ce lo dovranno ridare. Ma noi sappiamo che in realtà non ci ridaranno mai un cavolo, perché sono quasi tutti debiti che già anche quelli fatti al paese più, diciamo così, più virtuoso, secondo i loro canoni, vale a dire l'Irlanda, già quelli sono già stati rinegoziati. Vale a dire, noi gli avevamo già prestato dei soldi con una scadenza tipo 15 anni, li hanno già portati a 30. Vale a dire, e quindi figuratevi voi fra 30 anni quante ci ridaranno, non ci ridanno proprio nulla, e in compenso tutta questa massa enorme di miliardi avrebbe potuto essere utilizzata a casa nostra. Vale a dire, noi adesso abbiamo visto notizie di aumenti di disoccupazione similari. Certo, quando chiude l'acciaieria di Piombino fa notizia perché sono 4.000, no? Ovviamente poi non fa notizia quando ce ne sono 1.000 di imprese con 4 persone che chiudono, no? Che è quello che succede in tutto il nord, in tutta la pianura padana, e tutti lo vedono, insomma, quello che sta succedendo. Immaginate con quei soldi in cassa quanto avremmo potuto fare. E invece no, sono stati dati, ma non per far stare meglio i greci, sono stati dati per far rientrare poi dopo la Grecia, il Portogallo, la Spagna, cose di questo tipo, dai loro crediti. Allora, ve la faccio molto, molto semplicemente, no? Allora, la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l'Irlanda avevano dei titoli di Stato, no? Così come noi. Nel momento stesso in cui anche loro hanno abbandonato la sovranità monetaria, quindi non possono più stampare la loro moneta, quando arrivano a scadenza questi titoli, chi li ha comprati?
sono, non nel nostro caso, i risparmiatori italiani, nel loro caso sono banche tedesche, istituzioni internazionali, fondi inglesi, no? E cose di questo tipo. Allora, questi titoli devono essere restituiti. Allora, le possibilità sono due: o ne emetti di nuovi, ma nessuno gli comprava i titoli nuovi alla Grecia, alla Spagna, perché la banca centrale non garantiva più niente. E allora cosa succede? Li abbiamo dovuti prestare noi a diciamo un tasso di interesse ridicolo, no? Soldi che invece noi avremmo potuto sì, farci riprestare e utilizzarli in casa nostra, no? Li abbiamo dovuti prestare noi. E chi è che li ha ricevuti questi soldi fisicamente? È quello che aveva il titolo greco, quello che aveva il titolo spagnolo, la banca spagnola che aveva, la banca tedesca che aveva un credito contro la banca spagnola, che si è vista restituire il 100% di quello che aveva prestato. Quindi, non so, c'era la Commerzbank, per dire un nome a caso, no? Che aveva prestato dei soldi alla banchia spagnola, aveva questi titoli in scadenza, preoccupata che la banca spagnola potesse alzare le braccia e dire mi spiace ma io questi soldi non ce li ho per restituire il titolo in scadenza, non c'è problema, ecco l'italiano coglione che paga. Allora a quel punto lì che cosa succede? Succede che noi trasferiamo questi soldi alla Spagna, la Spagna li dà alla sua banca, la banca restituisce la banca spagnola, la banca restituisce in pieno il suo credito alla Commerzbank. Questo è quello che abbiamo fatto. Chi ha firmato la cambiale per far sì che venisse prelevato il denaro dal nostro conto per andare lì? Ovviamente tutta la fila di camerieri che sono stati appositamente chiamati per questo lavoro. Monti, Letta, adesso Renzi continuerà su questa strada e noi niente, E il cittadino, andare. Claudio, il cittadino che legge aiuti alla Grecia magari si immagina che gli aiuti vi siano destinati alle imprese e ai cittadini greci e invece proprio non è così, perché poi i dati peggiorano, la disoccupazione aumenta, il debito aumenta e la Grecia sta nel pantano in cui era prima, se non peggio. È ovvio. L'unico aiuto serio che si potrebbe dare alla Grecia e che bisognerebbe dare alla Grecia come risarcimento, insomma, per quello che gli è stato fatto e che dovrebbero darlo questi signori, non certo noi che ormai abbiamo già pagato molto molto di più di quello che dovrebbe. Se la Germania veramente volesse avere solidarietà dovrebbe far uscire la Grecia dalle ribaglie ad acqua e per il primo anno, diciamo così, di vita dargli un finanziamento tipo piano Marshall, cioè una specie di risarcimento di guerra, ecco. Allora a quel punto lì cosa succede? Quello sì che sarebbe un risarcimento, ma non per ripagare titoli, banche o cose di questo tipo, per rimettere in piedi un'economia di un paese distrutto, che è come se fosse stato invaso dalla Wehrmacht. Abbiamo la pubblicità tra poco, Claudio, però prima di ascoltare le domande o le osservazioni di chi ci sta seguendo per radio, vorrei chiedere a te un aiuto per capire un paio di cose, perché oggi ho letto un paio di articoli relativi a un libro che è appena uscito da oggi in libreria, Europa o no, di Luigi Zingales. È commentato sul libro e commentato sul Foglio. Ci sono alcuni passaggi delle recensioni di questo libro che mi hanno incuriosito e sulle quali vorrei la tua opinione, dopo la pubblicità. La regione
92. Rieccoci in onda, con noi Claudio Borghi Aquilini, poi apriremo le linee come detto, però in realtà c'è anche un'altra recensione che ha attirato la mia attenzione stamani, Claudio, quella del libro di Vladimiro Giacché, Anschluss, che è uscito da Imprimatur Editore, un libro sull'unificazione delle due Germanie che però parla di moneta e in sostanza di un meccanismo che si vede replicato anche su scala europea. La recensione in questo caso è su Italia Oggi, a firma di Marco Cobianchi. Però andiamo con ordine. Allora, il libro di Zingales è Europa o no? Che esce oggi. Zingales parla di un aspetto criminale nella gestione dell'euro, in un'area valutaria, cioè in una area come quella dell'euro, dove non c'è mobilità, non ci sono trasferimenti e per di più avviene uno shock, la crisi economica, si ha per forza un collasso. Ma l'aspetto criminale dei fondatori dell'euro è che tutto questo lo sapevano e non solo non hanno fatto nulla, ma anzi l'hanno fatto apposta. La crisi dell'Europa di oggi era inevitabile e io mi domando, ma cosa vuol dire l'hanno fatto apposta? Perché? Allora, queste sono cose veramente che mi lasciano basito. È una delle tante situazioni che io mai avrei pensato di vedere quando ho cominciato poi dopo ad occuparmi appunto di euro e di queste questioni. Vale a dire, trovare la malafede o trovare i comportamenti illogici in così tante persone. A quel punto poi dopo pure una persona come me che è aliena a ogni così pensiero di complottoni o cose di questo tipo, cioè proprio non ho nessuna mentalità complottistica o Bilderberg o mondi paralleli, no? Così di questo tipo. A quel punto lì poi dopo a un certo punto doveva porsi qualche domanda, perché evidentemente la frittata che hanno fatto era talmente grossa che a quel punto anche ogni questione morale, anche ogni così ritegno nel mentire diventava secondaria. Non so, è come dire che uno si è accorto di aver versato il veleno nell'acquedotto, ha visto che sono morte 10.000 persone, a quel punto fisicamente non può più alzare le mani dicendo scusate ho sbagliato, no? o simili, perché a quel punto poi dopo va nella storia come Nerone, come Giuda, cioè non sa, cioè, come i peggiori personaggi dell'umanità. Ecco, chi ha congegnato l'euro secondo me si trova in questa situazione, cioè vale a dire si sono resi conto magari dopo di aver fatto una cosa così orribile che ormai non c'è più neanche il coraggio o la possibilità di ritrattare o di dire no guarda abbiamo sbagliato, perché l'errore è talmente grosso che a quel punto uno dice preferisco sperare nel miracolo o nel cambiamento. Ecco, però se chi l'ha attuato è clamorosamente colpevole, personaggi come Zingales o altri studiosi secondo me ne devono condividere parte della responsabilità, perché una volta resosi conto del danno sono stati silenti, oppure hanno fatto partire una retorica del cosa fatta capo A che non ha senso, oppure peggio ancora hanno pensato di sfruttare la situazione così come andava per plasmare poi dopo il mondo a loro piacimento, cioè vale a dire oh che bello, gli abbiamo messo il guinzaglio, no, questa gente, adesso sono lì che stanno soffocando, la gente quando soffoca poi dopo sarà ben disposta per riuscire a cambiare, come io dico che dovrebbe essere il mondo ideale. C'è una concezione che neanche nel circo equestre, cioè uno può pensare di avere per far fare qualcosa di naturale all'animale, cioè neanche con le torture, non capisco. E Zingales, che è pure un ottimo economista, ci sono degli studi precedenti all'euro, suoi, a firma sua, dove diceva esattamente queste cose, dove diceva che non ci sarebbe stato nessun vantaggio nell'euro, ma che anzi, che nel momento stesso in cui ci fosse stata una crisi, uno shock o similari, sarebbe saltato tutto per aria. Ecco, lui lo scriveva prima, dopo, a quel punto, una volta fatto, è diventato un vampiro anche lui e ha cominciato a dire vabbè no basta, cosa fatta capo a questo punto bisogna fare le riforme, non si può più uscire, e tutta la retorica uguale a quella degli altri pallisti, no, che ci sono in giro.
E questo per me è abbastanza grave, è abbastanza grave, perché nel momento stesso in cui ti accorgi di essere in una camera a gas, non devi o non puoi convincere la gente che tutto sommato col gas ci puoi convivere se trattieni abbastanza respiro. Cioè, sei nella camera a gas e scappi fuori. Non ci sono alternative o cose secondarie. Per cui no, credo che ci siano delle grandi colpe. Invece molto lucida è l'analisi di Jacquet nel libro che hai citato. Anschluss. Vale a dire Anschluss. Perché pure in questo caso noi siamo stati di fronte a una delle retoriche o dei luoghi comuni che hanno cambiato il nostro modo di vedere le cose. Vale a dire, noi abbiamo sempre pensato che la Germania abbia fatto un'opera di generosità, un'opera di grande sforzo per risollevare l'Europa dell'Est, la Germania, la dell'Est. DDR. La vecchia Germania comunista, quando una volta caduto il famoso muro di Berlino, no? E in realtà purtroppo non è andata così, cioè togliamoci la testa che il mondo vada avanti a generosità o così, o disinteresse. In realtà Anschluss, che in tedesco significa annessione, quello che la Germania Ovest, quindi la Germania occidentale, ha fatto con la Germania Est, stordita dalla liberazione verso il comunismo, è stata un'annessione, che è quello appunto che significa Anschluss, militare praticamente, utilizzata con gli strumenti dell'economia. Della moneta. Più o meno la stessa cosa della moneta, che è più o meno la stessa cosa che sta succedendo da noi. E questo è praticamente la personificazione di uno degli esempi che normalmente faccio nel Basta Eurotour per far capire perché la moneta è fondamentale o perché la moneta è un'arma così potente, no? Quello che è successo, lo dico in due parole, c'era la Germania dell'Est che aveva anche lei un marco, che era il marco dell'Est, che valeva molto meno rispetto al marco dell'Ovest. Allora cosa succede? Nel momento stesso in cui è caduto il muro, la Germania ha preso questa decisione di dire: guardate, cambiamo il marco 1-1. Quindi il vostro marco dell'Est noi ve lo cambiamo, ve lo facciamo diventare uguale al nostro marco dell'Ovest. Questo sembrava un gesto di generosità, un omaggio, no? È lì il punto, cioè vale a dire, la Germania ha sempre capito che le popolazioni che hanno una moneta debole hanno questo deficit cognitivo, non so come dirlo, questo inganno, tale per cui se tu gli dai una moneta forte sono contenti, no? E allora cosa succede? Il problema è che in realtà le industrie dell'Ovest, che avrebbero potuto anche dell'Est, scusate, che avrebbero potuto essere competitive da sole nel nuovo mercato, cambiando con una moneta che era 4 volte più forte rispetto a quella che avevano loro normalmente, perché si cambiava a 4 marchi dell'Est verso un marco dell'Ovest. Il risultato che è come se tutti il loro listino prezzi di quello che veniva prodotto all'Est per il resto del mondo quadruplicasse. E quindi tutto è fallito. Fallendo tutto istantaneamente, una cosa che avrebbe potuto stare in piedi da sola, cosa è successo? Sono stati terreno di conquista per privatizzate. Un piatto di lenticchie, e certo, per un piatto di lenticchie tutto è stato privatizzato e comprato dalla Germania dell'Ovest, che a quel punto ha preso tutte le macerie. Tra l'altro, scusa Claudio, se non vado errato, questa privatizzazione è avvenuta attraverso una società pubblica, la Treuhand, che ha una sua replica, un modello esatto in Grecia, no? Sta facendo la stessa cosa. Ma sì, ormai loro lo sanno come funziona. E purtroppo stanno replicandolo in maniera militare. E tutto quel moralismo che ci viene messo dicendo ma noi dobbiamo essere altrettanto efficienti, dobbiamo fare così questo tipo,
stanno applicando un sistema che pensavamo dimenticato dal punto di vista militare, cioè dove a un certo perché punto... la domanda che viene fuori anche nell'articolo di Cobianchi che citavo prima, dopo la lettura del libro di Vladimiro Jacquet, è la seguente. Visto che il libro analizza appunto il rapporto Germania-Ovest, Germania-Est e l'unificazione con l'imposizione del cambio 1-1. Il punto di domanda è: ma se l'Europa fosse come una specie di gigantesca Germania dell'Est e l'euro lo strumento per desertificare, per distruggere le economie meno competitive? E se certe economie non sono competitive, è colpa loro o è colpa dell'euro? Questo è, cioè, ed è il punto di tutta la nostra battaglia. Mettere un'economia, una moneta artificialmente forte è il metodo certo per incenerirla. Quando io vado in televisione e dico cosa crea l'euro, no? L'ultima volta avevo fatto la sfida alla lavagna, c'era un fenomeno che aveva scritto l'euro uguale salute. Io ho scritto l'euro uguale disoccupazione, perché nel momento stesso in cui io metto un'economia, una moneta troppo forte, la disoccupazione viene compresa nel prezzo, insomma è una conseguenza immediata. È come dire che se io metto gli scarponi da sci che in sé per sé non hanno nessuna colpa, lo scarpone da sci è ottimo per sciare, ma se io metto lo scarpone da sci a uno che deve correre 100 metri, questo 100 metri perde, anche se fosse fortissimo. Se io metto a Bolt gli scarponi da sci per fare 100 metri, questo perde anche da uno più scarso. Ed è quello che stanno facendo, che ci stiamo facendo fare. Poi dopo ci stupiamo perché chiude Piombino. Ma scusate, forse che nel mondo l'acciaio non si usa più. Cioè io posso dire, vabbè, sta chiudendo una cosa che in realtà è una cosa obsoleta, non so, sta chiudendo una fabbrica di locomotive a vapore, che tristezza. E allora a un certo punto vale l'argomento, dire ecco, tu non ti sei saputo innovare, non hai saputo inseguire invece le cose di nuova tecnologia che al mondo piacciono e sei rimasto a cose vecchie. Va bene, no, ma l'acciaio non è che non sta venendo usato in giro per il mondo. Ci sono delle acciaierie che prosperano in Germania. La famosa, scusate, famigerata Thyssen, per dire, no, è tedesca, non è cinese. No? Allora uno dice, ma come mai una cosa che viene utilizzata in tutto il mondo e che è sempre stata utilizzata fino all'altro ieri, improvvisamente va fuori mercato e io devo chiudere lo stabilimento di Piombino e rimango con 4.000 persone a casa? Sarà che sarà sbagliato il prezzo? Se quello stesso acciaio noi lo potessimo vendere al 20%, al 30% di prezzo in meno, avremmo richieste da tutto il mondo e invece di avere 4.000 persone a casa ne dovremmo assumere altre 4.000 per produrre acciaio. E il prezzo è incredibile, ma è nella sua banalità il concetto, però è il prezzo, non è quelli che vi dicono che è il prodotto, che è la corruzione, che è la cosa delle tasse, stanno mentendo in modo evidente. Se io vendo un prodotto che è normalmente venduto e nessuno me lo compra, la prima cosa che dovrebbe venire in mente è che forse è sbagliato il prezzo. Certo. E dato che il nostro prezzo nei confronti del mercato mondiale è dato dalla moneta, forse è sbagliata la moneta. Questo continuo a dirlo e purtroppo, pensate un po', l'ha capito soltanto la Lega Nord questa cosa qua, rispetto a tutti i partiti che invece continuano a tenere il moccolo a chi invece ci sta desertificando. È grave la cosa, è gravissima, perché va bene non accorgersene all'inizio, ma una volta che le cose sono dette, studiate e messe sul tavolo, a quel punto non ci dovrebbe veramente essere più destra, sinistra, centro, nord, sud e cose di questo tipo, ci deve essere la liberazione, basta. Allora, proprio su questo, prima di aprire le linee, Claudio, e siccome ho citato il libro di Zingales, riparto un po' da lì, ma ho trovato questa argomentazione anche nelle parole di Fritz Bolkestein, ex commissario dell'Unione Europea nella Commissione Prodi, che ha parlato a quel convegno del 12 aprile organizzato dal professor Bagnai e che abbiamo trasmesso in parte in radio. Ne ascolteremo ancora la restante parte, alcuni estratti ovviamente. Però l'argomentazione è questa qui, quella di Bolkestein, che in qualche modo riecheggia anche nel libro di Zingales. L'Unione Europea, così come l'unità d'Italia,
è un'idea concepita da un'elite illuminata, un'idea imposta al resto della popolazione, con risultati disastrosi per il Mezzogiorno nel caso italiano e per l'Europa meridionale in quello europeo. Bisogna cambiare sia l'Italia che l'Europa, sostituire a un regime centralistico, totalizzante, un regime invece più libero, di comunità di nazioni indipendenti, per gestire i problemi senza snaturare le proprie identità e specificità, il che vuol dire praticamente abbandonare la casa che brucia, non riformare la casa che brucia. È curioso questo paragone però tra la situazione Italia e la situazione Europa, come se l'Europa potesse in qualche maniera essere una replica in grande stile delle contraddizioni che si trovano anche nell'Italia, nello Stato italiano. Però Zingales fa una cosa strana a questo punto, che io non riesco a capire da un punto di vista logico, perché tu mi dici a un certo punto queste costruzioni elitarie imposte, eccetera, non funzionano. Nel contempo però lui sostiene la casa brucia, però possiamo ristrutturarla. Come? Dando più potere alla Banca Centrale Europea, permettere alla Banca Centrale di essere super interventista, mutualizzare i debiti pubblici, cioè in qualche maniera gli eurobond sostanzialmente, e dare un sussidio di disoccupazione comune fra tutti i paesi per stabilizzare le situazioni economiche. Allora io come faccio a mettere insieme un'analisi che mi dice qui la cosa non funziona, perché l'Unione Europea come l'Italia è un'idea imposta, antiliberale, non democratica, e nel contempo dire la casa brucia ma la ristrutturiamo in mezzo alle fiamme? No, è una cosa fantastica, no? E appunto siamo alla contraddizione di cui si diceva prima, vale a dire tu hai un'analisi corretta, poi come soluzione mi presenti più di quella cosa che ci fa male, qualcosa non torna, no? Cioè come dire, sì, guarda, tu stai male perché stai prendendo il veleno, soluzione più veleno, no? Allora a quel punto lì uno si pone delle domande. Allora dice, guarda che brutta cosa questa Europa delle elite. Ma signori, Martin Galles è la quintessenza di questa elite. Adesso non è del tutto casuale che nel giro di nomine scorso sia stato messo nel consiglio di amministrazione dell'ENI. Certo. Attenzione, noi stiamo parlando della cosa più preziosa, di una delle cose più preziose che abbiamo, vale a dire l'ENI, e io cosa faccio? Vado a mettere delle persone dentro che hanno come credo quello del prendere e vendere perché così noi vendiamo, privatizziamo, efficientiamo, no? E così via, come se l'ENI fosse inefficiente, no? Una delle migliori aziende petrolifere al mondo. Allora, e poi soprattutto, se io evidenzio che il problema è la moneta, qualcuno mi spiega che cavolo c'entra vendere l'ENI o privatizzare o fare tutte quelle cose che ha detto Zingales. No, perché allora, se io sono in crisi perché vendo pere, no? Allora, vendo pere, ma dato che ho una moneta sbagliata, la mia pera che costa 8, per gli altri costa 15. E quindi non la comprano. Perché io ho una moneta sbagliata, se la mia moneta calasse di valore e portasse per tutti il valore della mia pera a 8, ecco che magicamente io venderei le mie pere, no? E sarei contento, non sarei più disoccupato. Questa è la nostra situazione. Allora, in questo caso, le ricette che ci vengono proposte, che cosa sono? Sono uno che garantisca il mio debito. Cioè, così io, no, che sono disoccupato, posso prendere a prestito più denaro, continuando a non venderla la pera, però prendo a prestito più denaro, così poi cosa succede? Al giro dopo sono veramente senza speranza, perché a quel punto io avrò un mega debito e potranno chiedermi la casa. E la casa, o i gioielli, o quello che è, che cosa sono? Sono l'ENI, sono i nostri beni, l'oro, sono i nostri beni che in questo momento dei comuni che stanno venendo... Se un comune ha un bellissimo palazzo, deve stare attento, perché prima o poi arriverà qualcuno e gli dirà, sai cosa c'è? Abbiamo fatto la modifica del titolo quinto, tale per cui i beni che sono sotto la tua gestione in realtà diventano nostri, comprese anche le aziende, Cassa di risparmio, quindi diventano nostri, io le posso mettere a garanzia del debito. È il meccanismo dello strozzino, io continuo a dirlo portando i piedi. Cioè, quando tu hai... immaginiamo una cosa.
sempre perché sennò parliamo di cose astratte. Noi abbiamo un vicino che ha un terreno che noi vogliamo tantissimissimo, che confina con la nostra villetta e dove ci potrei fare l'orto che veramente sognavo, no? E lui invece non ci fa niente, ce lo tiene lì Incolto. per metterci l'altalena, no? Incolto. E noi rosichiamo perché a quel punto quell'orto veramente lo vorrebbe. E cosa desidereremmo noi per avere quell'orto? Che quel nostro vicino prosperi o che vada in difficoltà economica? È Il ovvio. nostro desiderio ovviamente è che il nostro vicino cominci, che la ditta del vicino vada malissimo, in modo tale che questo qui a quel punto, poi dopo pressato dai debiti e così via, venga da noi e finalmente si decida a venderci l'orto che tanto ci piace. Ecco, scusate, l'economia è purtroppo, mi spiace dirlo, ma uno deve rendersi conto, è una riproposizione in termini più grandi di quello che invece facciamo noi ogni giorno. Cioè la somma del PIL, tutte queste cose, del deficit, il debito, tutte queste cose che ci dicono ogni giorno, sono la somma dei nostri comportamenti, cioè di quello che facciamo quando andiamo a fare la spesa. Nel momento stesso in cui noi andiamo a fare la spesa e troviamo un prodotto estero che costa di meno rispetto al prodotto italiano e lo compriamo, ecco che stiamo agendo sulla bilancia dei pagamenti. Nel momento stesso in cui noi siamo disoccupati e a quel punto dobbiamo fare un debito con qualcuno o dobbiamo dare l'impegno alla casa o qualcosa del genere, ed ecco che sta aumentando il debito privato. In realtà i meccanismi si riproducono in grande, no? Come somma, quelli che invece noi facciamo normalmente nel nostro quotidiano. Quindi nel momento stesso in cui noi abbiamo dei beni che piacciono agli altri, solo un cretino può pensare che in realtà loro faranno il nostro bene o che cercheranno di far sì che noi prosperiamo e che abbiamo una vita felice. Cercheranno di toglierceli. Ma io li capisco, vale a dire, così come capisco la persona che vuole assolutamente l'orto del vicino, no? E che quindi arriva persino a pensare male o a sperare male per il vicino pur di poterglielo comprare. Io capisco il loro punto di vista. Quello che è incomprensibile sono gli italiani che si prestano a questo gioco. Perché va bene essere pagati, va bene essere riccamente ricompensati, vedi caso per esempio in Galles con il consiglio d'amministrazione dell'ENI. Però secondo me arriva un punto dove la dignità di italiano dovrebbe essere superiore rispetto al compenso. Cioè, io veramente sarà strano, sarà fuori moda io come persona, però prima di pensare a quello che può essere, o forse che io ho avuto la fortuna di fare sufficienti soldi nella mia vita lavorativa precedente, tale per cui non ho ambizioni finanziarie o cose di questo tipo, ma il risultato è che in ogni caso faccio fatica a comprendere come perché uno possa svendersi o come perché uno possa mentire pur di ottenere vantaggi o cose di questo tipo economici, politici o similari. Quindi mi spiace, cioè io in questo momento non comprendo e tollero pochissimo chi, pur avendo ormai squadernato e capito quali sono i problemi della nostra economia, continua a fare il gioco degli altri, perché poi dopo mi piacerebbe mettere queste stesse persone di fronte ai 4.000 di Piombino piuttosto che di fronte a una bella selezione di imprese del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, della Liguria, no? Che hanno chiuso perché si trovano forzatamente in una posizione sbagliata, metterli di fronte e che gli spieghino che per il loro bene. E vediamo un po' poi dopo che cosa succede, perché sai, fare fenomeni quando arrivi con la macchina blu al consiglio d'amministrazione una volta ogni 2 mesi è molto facile. Andarlo a spiegare a questa gente qua che è per il loro bene quello che sta succedendo è difficile. Allora, apriamo le linee telefoniche 02 66 20 35 29, sentiamo le prime 2 telefonate, a 2 alla volta le facciamo per comodità, anche perché stanno arrivando nel frattempo anche gli SMS, che poi ti leggo, Claudio, al 346 6427 756. Ce n'è uno da Enrico, toscano a Imperia, che
si dice d'accordo con te. Io ho lavorato alle acciaierie di Piombino, scrive Enrico, è l'unica industria in Italia che produce rotaie ferroviarie. Dove le compreremo poi? Però ci sono due telefonate e una serie di altri SMS. Intanto sentiamo chi ha chiamato. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Claudio, buongiorno Giulio. Buongiorno. Salve. In poche parole, volevo solo chiedere a Claudio Borghi, ho un'amica ungherese che fino a poco tempo fa mi parlava che l'Ungheria erano messi veramente male, malissimo, IVA dal 20 al 25, robe paurose. Adesso ho sentito ultimamente delle notizie in cui ha vinto, diciamo, la destra più la destra, diciamo, chiamiamo ultradestra, hanno preso il 66% dei voti e praticamente hanno messo alle strette le banche, alle strette, senza volere quello che facevano loro, e ha detto che adesso l'Ungheria si sta piano piano riprendendo, che non voleva, diciamo, il nuovo premier essere succube dell'Europa, che avevano già detto di fare debiti per riprendersi tutto. Allora volevo sapere se poteva parlarne brevemente. Ne abbiamo parlato anche l'altra volta. Comunque poi c'è l'altra telefonata, poi leggo un paio di SMS e poi la parola a Claudio Borghi Aquilini. Pronto? Sì, pronto. Ciao Giulio, Ivan da Ciao. Solzano. Una cortesia, io volevo sapere dal professor Borghi come si pone con quelli di Movisol, nel particolar modo Massimo Lodirizzini, che era sempre ospite di Ortelli, visto che su Facebook ha attaccato il discorso che contesta il professor Borghi del cambio fisso, dicendo che... Ma chi, scusa, chi ha attaccato? Ha attaccato il professor Borghi su Facebook, ha contestato perlomeno l'idea che il cambio fisso è una... Ma chi è il soggetto? Chi ha attaccato? Massimo Lodirizzini. Ho capito, mi scusi. Movisol. Sì. Praticamente volevo sapere come si pone con questa cosa e se si potrebbe fare un confronto. Inoltre, se vogliono creare una popolazione di indigenti, non potrebbe spiegarmi il professore come una popolazione di indigenti sarebbe una popolazione di consumatori? Cioè, questo proprio non riesco a capirlo. Tutto qua. Ciao, grazie. Bene. Allora io mi fermerei un attimo qui, poi ti leggo dopo, Claudio, gli altri SMS, oltre a quello di Enrico che ha lavorato alle acciaierie di Piombino che ho citato prima. Prego. Ah, ok, dunque. No, allora, per Movisol, la direzione e cose di questo tipo, no, se devo essere sincero, non ho visto, ma ce ne sono tanti che mi attaccano, per carità, quindi in realtà io sono sempre stato abbastanza d'accordo con molti dei punti di Movisol o in generale di questi movimenti, ma sapete che cos'è? Tante volte questi movimenti vogliono marcare una distanza, cioè vogliono marcare una particolarità, vale a dire tutte persone che vogliono la sovranità monetaria e qualche altra cosa, no? Allora, io scientemente ho lasciato da parte il vale a dire sovranità monetaria e però specificare la proprietà popolare della moneta, come per esempio vogliono chi segue per esempio il professor Auriti, piuttosto che sovranità monetaria e divisione delle banche, sovranità monetaria e dividere poi dopo fare i piani di lavoro garantito, come per esempio la scuola di Mosler della MMT, no? E similari. Ecco, se noi andiamo a focalizzarci con sovranità monetaria facciamo secondo me il gioco dei nostri avversari. Vale a dire, andiamo a scannarci su cose che potenzialmente potrebbero dividerci, quando invece bisogna sistemare le cose che ci uniscono. Quindi tutti quelli che sono, dato che è un problema comune evidenziato da tutti la sovranità monetaria, prima ci riprendiamo le chiavi di casa. Quello che si farà dopo, poi dopo sarà la democrazia a dirci che cosa faremo. Per quello che io dico che non è una questione di destra o di sinistra o di centro o similari. Cioè, vuol dire, non sto dicendo
che io voglio fare, per esempio, non so, io di base sono contro le tasse, mentre invece qualcun altro potrebbe essere invece per più spesa, non lo so, no? Dico una semplificazione. Ecco, non voglio dire voglio la sovranità monetaria ma con meno tasse, perché così poi dopo mi scanno con quell'altro che vuole la sovranità monetaria ma con più spesa. Cominciamo a riprenderci la sovranità monetaria. Dopo, quando saremo nuovamente padroni delle nostre responsabili delle nostre scelte, a quel punto poi dopo ognuno metterà i suoi programmi, le sue idee, le sue priorità verranno votate. Si chiama democrazia, non è una cosa così incredibile, sebbene mi sembra che la parola sia in disuso. Vedi per esempio dichiarazioni di Napolitano e similari, tale per cui dicono non mi importa se anche vincono i 9 euro, tanto non cambierà niente, no? Cioè, capite, no? La concezione profondamente democratica di questo personaggio che abbiamo messo alla Presidenza della Repubblica. In realtà quindi sì, ma che mi attacchino pure, ma per dirla alla romana mi rimbalza, cioè, in realtà il punto è che io voglio una cosa che è comune a tutti gli altri, e se sto lì a dare troppo retta a chi vuol marcare il proprio territorio, in realtà non stiamo facendo il bene della nostra causa. Quindi questa è la prima cosa. Per il resto chi ha lavorato a Piombino similare mi dice dove le compriamo, ma secondo voi dove le compreremo? Le compreremo in Germania, no? Le compreremo dalla Thyssen, che così bene ha dimostrato di fare nei suoi stabilimenti anche qui in Italia, e pace, cioè saremo contenti così, e noi dovremmo fare ancora del debito per comprarci una cosa che potevamo serenamente produrci in casa. Perché uno degli argomenti normalmente di chi dice ma tu Borghi sbagli è ma guarda, il mondo è cambiato, noi non potremmo più produrci queste cose. Ma se fino a ieri che producevamo proprio e oggi che abbiamo spento l'altoforno, significa che non è che non sappiamo produrre una travertina, un binario di un treno un seminario, è che in realtà siamo andati fuori prezzo, e allora per adesso ci conviene comprarle all'estero. Ma se noi continuiamo a comprare tutto all'estero, quello che continuo a dire, il problema è che le cose prodotte all'estero sono prodotte all'estero, e quindi noi siamo disoccupati. Allora, un futuro di emigranti, un futuro di gente che lascia l'Italia per andare a lavorare alla Thyssen a Monaco, ma scusate, ma non lo so, ma penso che possiamo ambire a una dignità maggiore di questo. Claudio, anche perché poi tanto non c'è scudo. Una simpatica coincidenza, è il secondo giovedì di fila che mentre noi stiamo parlando mi compare come apertura notizia principale dell'ANSA la fotografia di Mario Draghi, il quale ha detto che saremo pronti ad agire contro i rischi di deflazione, acquisto di titoli se peggiora lo scenario dei prezzi. La BCE si attiverà per salvaguardare la stabilità dei prezzi sia rispetto a spinte di inflazione che di deflazione. Assistiamo a un peggioramento delle prospettive di inflazione a medio termine che richiederebbe un programma di acquisti di attività. Al malfunzionamento dei mercati del credito bancario la BCE potrebbe rispondere con un'operazione di rifinanziamento a lungo termine. Non torneremo in tempi brevi alla prevedibilità del passato, ha detto Draghi, riferendosi alla comunicazione della Banca Centrale Europea e alla gestione delle aspettative degli investitori. Non ci ho capito nulla, Claudio. È allo studio una maggior trasparenza sulle decisioni del Consiglio della BCE. Il Consiglio direttivo pubblicherà un resoconto riguardo alle proprie decisioni di politica monetaria, ma non come la Banca Centrale Americana, con le posizioni dei singoli consiglieri. Verranno divulgate le principali argomentazioni considerate dal Consiglio della BCE senza precisarne la provenienza. Questa è l'unica cosa che ho capito, per il resto non ho capito nulla. Comunque Draghi il secondo giovedì che ci fa compagnia. Sì, no, allora innanzitutto scusa, una cosa che mi era venuta in mente, l'ascoltatore che aveva lavorato a Piombino dice da Imperia, ecco, ricordo, dato che non è una puntata ufficiale del Basta Eurotour, sebbene sia stato invitato il responsabile provinciale, ma sono stato invitato da un'associazione indipendente, che il
il 29, quindi martedì, sarò a parlare proprio in Imperia, il 29 sera, quindi se qualcuno vuol venire a ascoltarmi in Liguria mi farà piacere. Quello che ha fatto Draghi, anche qui il mondo delle contraddizioni, no? Non so se hai notato, ha detto ci vuole maggior trasparenza nelle decisioni della Banca Centrale Europea, quindi non diciamo chi è che proponeva che cosa, no? È veramente, sembra di vivere in un incubo, no? Con gente che dice quindi devo fare dieta e quindi mi mangio un panetto di burro, no? Cioè il contrario di tutto. Comunque quello, traducendo per gli ascoltatori, quello che sta dicendo Draghi è che loro, cioè la Banca Centrale Europea, è pronta ad agire a sorpresa sui mercati, comprando titoli, in modo tale da poter mettere in circolazione più denaro e quindi evitare, se possibile, la cosiddetta deflazione, quindi l'abbassamento ulteriore dei prezzi dovuto da mancanza di domanda e di denaro. Allora, la cosa in sé per sé dovrebbe essere positiva, vale a dire normalmente fa piacere ai mercati sapere che c'è qualcuno che inizia a stampare soldi. Il grosso problema, e io avevo previsto che sarebbe tutto così, vale a dire, io un bel po' di tempo fa, se uno guarda i miei video, no? Perché alla fine uno dei grossi vantaggi di questa generazione è che non scappa niente, no? Quindi diventa più facile dire balle e diventa anche più facile dire, forse l'avevo detto. Ho detto che lo spread sarebbe finito a zero e che la Banca Centrale avrebbe fatto di tutto per pareggiare questa situazione. Perché? Perché in realtà questo è un sistema di tirare avanti. Noi soffriamo di squilibrio fra noi e la Germania, no? Se io prendo e compro e metto soldi in circolo per tutti, no? In realtà non sto risolvendo niente della differenza del prezzo della mia pera che io vendo, cioè sempre vendo una pera a 15 e quella degli altri a 8. Se ci sono in giro più soldi, che cosa succederà? Facciamo un test di logica ai nostri clienti e arriviamo anche alla risposta di quel ascoltatore precedente che diceva ama un mondo di indigenti. Ecco, se il problema nostro è che noi vendiamo una pera a 15 mentre gli altri la vendono a 8 e nel sistema economico vengono messi più soldi, cosa succederà? Compreranno la nostra pera o compreranno più pere di quello che lo vende a 8? Beh, la domanda è chiara, la risposta pure. La risposta dovrebbe essere ovvia, compreranno più pere di quello che ne vende a 8, per cui anche questa manovra andrà assolutamente a beneficio della Germania. Purtroppo non si scappa, la situazione economica alla fine, come dico, non è data da cose complicate, te la disegnano o te la ammantano, no? Da termini complicati, quantitative easing, arriviamo più o meno a dei punti che sono semplici e comprensibili a tutti. Vede che l'economia sta collassando, fanno di tutto per tirarla un pochettino avanti, ma questo tirare avanti l'economia va a beneficio di chi è meglio posizionato sul mercato, vale a dire la Germania. Sono arrivati diversi SMS al numero 346 6427 756, te ne giro qualcuno. Vorrei chiedere, scrivere a Raimondo da Padova, se si potrebbe fare un'alleanza con lo UKIP, con il partito dell'indipendenza britannica di Nigel Farage, per riappropriarsi della moneta, come l'Inghilterra non ha mai smesso di fare, peraltro tenendosi la sterlina. Poi c'è un altro ascoltatore che ti chiede un giudizio su Tremonti e sul suo ultimo libro, oltre che un giudizio sull'operato di Tremonti come ministro dell'economia. Scrive ancora Alberto da Somma Lombardo, si accusa la Lega che, avendo firmato il Trattato di Lisbona, non può chiedere di uscire dall'euro. È vero? E poi ancora, sbaglio nel supporre che tornando alla lira lo stesso mercato globale non avrebbe interesse a perdere il mercato italiano di 60 milioni di consumatori con un'iper svalutazione della lira? Ce ne sono altre 4, ma intanto queste questioni. Ok, perché sennò poi dopo le perdiamo. Certo. Allora, per quello che riguarda l'UKIP, non voglio fare lo stratega politico che quello ovviamente ce ne Matteo Salvini per Fontana
in buona sostanza credo che in Europa ci sarebbe stata la scelta se diciamo, associarsi o quantomeno allearsi con l'UKIP piuttosto che con il Front National. Perché l'UKIP, quindi quelli di Farage, gli inglesi, non si vedono bene con il Front National perché è tipica rivalità anglo-francese e perché ritengono che siano troppo distanti come posizioni per altre cose, no? rispetto all'indipendentismo. La scelta secondo me è stata ottima dal punto di vista dell'alleanza, cioè vale a dire di preferire Marine Le Pen piuttosto che il pur ottimo è eccezionale, perché lui è una persona ovviamente notevolissima, Farage, perché la Francia condivide il nostro problema, vale a dire la Francia l'euro, lui fortunatamente non ce l'ha, quindi è uno che ci capisce, ma che non potrà essere totalmente al nostro fianco nella lotta contro l'euro, perché lui fortunatamente ne è fuori. Quindi se devi scegliere un alleato, ovviamente devi scegliere qualcuno di forte che condivida il tuo problema. Quindi se loro due sono diciamo incompatibili, probabilmente la scelta migliore è stata proprio la Le Pen. Questo è uno. Tremonti. Ok, Tremonti è uno che aveva visto lungo in certe cose, quindi non è che era totalmente un incompetente. Non riesce fisicamente a chiedere scusa per degli errori che invece sono stati palesi, che hanno la sua corresponsabilità, perché nel momento stesso in cui si è deciso di far fallire la Grecia e quindi dando la stura poi dopo alla crisi del debito, lo spread e tutte quelle cose lì, lì bisognava mettere il veto. E lì era lui responsabile, era lui ministro dell'economia in quell'Ecofin. Bisognava dire la Grecia non va fatta fallire questi conti, perché poi dopo il treno espresso arriva verso noi, non arriva verso te che hai deciso di far fallire. Quindi anche lui, secondo me, si è accorto molto in ritardo di determinate situazioni, adesso prova parte a recuperare, che sarebbe molto più credibile nella sua analisi se dicesse un po' di scusate, così come li dico io, eppure sono ancora vivo, insomma, non è che ad ammettere che non avevo capito determinate cose in certi momenti del passato ne provo danno. E in ogni caso Tremonti sta ancora sbagliando, perché alla fine di tutta l'analisi, che può anche essere corretta, lui parla del punto di vista dei stati similari, alla fine dice che però non bisogna uscire dall'euro, quindi devo dire che non ho capito il punto finale, continua ad arrivarci qualche mese dopo. No? Il prossimo libro ci dirà che bisognava uscire dall'euro, no? E quindi è indietro di un libro, indietro di una pubblicazione. Poi c'è la questione del trattato di Lisbona. Ok, il trattato di Lisbona, cioè, di tutte le cose che normalmente si va sempre a cercare nel passato della Lega, quindi non so, probabilmente nel 532 qualche antenato di Bossi e Maroni, no, aveva in realtà detto davvero che gli piaceva l'euro. Ora, il trattato di Lisbona, la votazione è vecchissima, all'epoca ci ricordiamo come andò. Vale a dire, veniva considerata come una cosa semplicemente formale, vale a dire, in Europa lo stanno facendo tutti i panel, e che in ogni caso poi dopo non avrebbe comportato niente, perché se anche la Lega all'epoca si fosse opposta, così come sarebbe stato effettivamente opportuno, il trattato sarebbe stato ratificato lo stesso, perché erano tutti favorevoli, quindi non c'era la votazione sul trattato di Lisbona è 6-0, cioè non c'è un voto negativo in tutto il Parlamento, no, per quella cosa lì, e era appena andato al governo, è stato, diciamo così, utilizzato da Bossi all'epoca come voto di scambio, vale a dire, io mi ricordo come andò, vale a dire i parlamentari erano contrari, a un certo punto poi dopo Bossi valutò che per non creare problemi al governo appena nato, che quindi avrebbe potuto dare poi dopo dei vantaggi alle battaglie della Lega, si poteva anche votare a favore del trattato, che tanto appunto veniva
Fu un errore, sì, fu un errore, però stiamo parlando di cose passate e che se uno legge le cronache dell'epoca vede che quel voto non fu per niente visto positivamente, e si pensò, e anzi la posizione ufficiale della Lega era che al momento si votava in Parlamento, ma che poi dopo avrebbe dovuto essere sottoposto a referendum, no? Ovviamente un'altra maniera per capire che poi dopo il referendum come strumento per i trattati internazionali in realtà non serve a nulla, no? Si è visto col Trattato di Lisbona. Poi dopo, man mano, anche per la Lega, così come per noi, come per me, ci fu consapevolezza di questi errori, e fino ad arrivare appunto alla posizione attuale che è stata studiata e decisa l'anno scorso. Quindi c'è un percorso di consapevolezza nelle persone, è molto facile prendere e dire in passato hai sbagliato, cioè sbagliare si può sbagliare, si chiede scusa, ma l'importante è poi dopo capire cosa sono le motivazioni del problema e posizionarsi coerentemente. Chi invece continua nonostante tutto a perseverare nello sbaglio, dici che è un problema. Allora, 2 telefonate, riapriamo le linee, 02 66 20 35 29, con noi Claudio Borghi Aquilini, e 2 quesiti via SMS, li riassumo rapidamente. Scrive Danny: in Ucraina la moneta ora vale pochissimo, c'è la guerra in atto con la Russia, chi si salva è chi possiede oro fisico. La mia paura è che tornando a una moneta nazionale possa succedere anche da noi. Altro quesito invece, Marco: se abbiamo la stessa moneta, perché Piombino chiude e la ThyssenKrupp prospera? Poi ci sono le 2 telefonate che passiamo subito. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Prego. Buongiorno Giulio, buongiorno professore. Allora, faccio un inciso. Abbiamo assodato che l'euro è una divinità, quindi va adorata. Mi preoccupa l'ERP, European Redemption Fund, perché ha in comune tra il cattolicesimo e i musulmani il fatto della redenzione. Allora, una cosa che c'è in comune è che la redenzione si acquista col martirio. Abbiamo un sacco di santi martiri e i musulmani hanno i martiri. Quindi mi preoccupa questa cosa della Redemption Fund. Seconda cosa, lei prima ha detto di non essere complottista. Qui non si tratta di essere complottisti, bisogna andare indietro a vedere il disegno dell'euro quando è nato. È nato forse con lo SME e forse anche prima dello SME, era un disegno che andava nel lungo periodo, e mi rifaccio anche all'ascoltatore che ha telefonato prima che diceva i cambi fissi. Lo SME aveva i cambi fissi con una fluttuazione dell'1-2%, se non ricordo male, adesso non mi ricordo esattamente. È fallito, perché poi c'è stata la speculazione sul cambio, hanno buttato fuori la lira, hanno buttato fuori la sterlina. Terza cosa, una considerazione sugli economisti, che sono dei grandissimi maghi nel prevedere il passato. Quarta cosa, le consiglio di andarsi a leggere la riforma monetaria di Nerone, che gli mancavano i soldi. Cosa ha fatto? La svalutazione, nel senso che la moneta invece di pesare, che ne so, 10 grammi, pesava 8 grammi e ha svalutato del 20%, punto, e aveva soldi di più. Saluto. Bene, l'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo domandare al dottor Borghi, non mi è chiaro un meccanismo, anche se vogliate, di calcolo algebrico, cioè noi abbiamo il cambio lira-euro che è fisso e al momento l'euro è rispetto al dollaro di 1,30 a grandi linee, quindi 30 centesimi in più. Quando uno aveva la lira e andava in America, facevi il cambio della moneta e se aveva 10 milioni si ritrovava sostanzialmente, facendo un conto facile, $5.000 in mano. Quindi quando andava in vacanza in America poteva starci non una settimana, magari qualche giorno. E un americano venendo qua con $5.000 aveva 10 milioni e poteva stare molti più giorni e magari comprarsi anche una casa. Quindi nel momento in cui noi andassimo pur con un cambio fisso a fare di nuovo il cambio euro-lira che auspico, avremo pure un 30% circa a grandi linee in più di valore, cioè è quello che non mi è chiaro. Il calcolo, cioè noi abbiamo una moneta che ha un cambio fisso però è più apprezzata rispetto al dollaro,
Non è come se noi fossimo andati in America a comprare dei dollari. Bene, Claudio. Bene, tutto qua. Grazie. La ringrazio, buon lavoro. Grazie a lei. Prego, Claudio. Allora, cominciamo dall'ultimo. Allora, i rapporti con le altre monete ovviamente sono variabili. Vale a dire, questo cambio 1,40 piuttosto che 1,16 per la sterlina, no, e similari, sono date dalla divisione, vale a dire il valore di una moneta rispetto a un'altra, no? Allora cosa succede? Supponiamo che l'Italia in questo momento riprenda la sua moneta nazionale, supponiamo che svaluti del 30% rispetto all'euro, no? Posto che rimanesse in piedi l'euro. A quel punto andremo a pari col dollaro, circa. Quindi significa che in questo momento, no, noi con 100 euro compriamo 130 dollari. No? Quindi a noi in teoria conviene andare a fare la spesa a New York o a Manhattan, no? A parità di reddito, vale a dire, se per ipotesi in un mondo ideale noi continuassimo ad avere un reddito ottimo e avere una moneta forte, la moneta forte non è sbagliata nel momento stesso in cui tu te la puoi permettere, vale a dire in cui non ti crea disoccupazione, no? Perché è forte, perché tu hai un'economia forte. Perché? Perché quando vai a New York a comprare le cose ti conviene, così come conveniva agli americani, no? Ogni tanto venire in vacanza in Italia. Quindi cosa succederà in futuro? Che invece di avere, quando andiamo in America, se noi riprendiamo la nostra moneta, e questo valuta del 30% sull'euro, andiamo a pari col dollaro, quindi 100 fiorini italiani, invece di valere in questo momento 130 dollari, varranno 100 dollari, sarà uguale cambio fiorino-dollaro. E quindi significa che ci costeranno un po' di più le cose quando andremo a comprare a New York. Ma noi non andiamo a fare la spesa a New York, noi andiamo a fare la spesa a Milano, non andiamo a fare la spesa a Torino, non andiamo a fare la spesa a Genova, no? Per cui sì, ci costeranno un po' più le vacanze all'estero, è vero, ma rientra esattamente nel piano di quello che noi vogliamo ottenere, vale a dire che ci costino un po' di più le cose fatte all'estero, perché se noi andiamo poi a fare una vacanza a New York, magari ci divertiamo, però spendiamo là e quindi poi dopo si arricchisce l'americano, non ci arricchiamo noi vogliamo far sì che ci siano più americani che vengano in Italia. Allora a quel punto cosa succede? Nel momento stesso in cui l'americano, invece di mettere 100 dollari e ottenere 70 euro, metterà 100 dollari e otterrà 100 fiorini italiani, a quel punto vedrà che venire qui in Italia è molto più conveniente e quindi noi avremo molti più turisti americani, molti più clienti americani per le nostre merci, i nostri prodotti, e lavoreremo di più. Perché alla fine il punto è sempre quello, cioè noi non possiamo guardare la forza della moneta staccata dal lavoro e staccata dal reddito. Perché se noi perdiamo tutto il reddito perché ci licenziano, perché siamo uno dei 4.000 di Piombino o dei 40 di un'impresa di Atti che sta chiudendo, il nostro reddito cade a zero e quindi non ci preoccupa di più, non abbiamo più il problema di dire ma caspita, guarda che bello come quanto ci conviene andare a fare la spesa a New Orleans, no? Perché noi siamo a casa ed è anche il motivo per cui invece le elite vanno a rastro con queste situazioni, perché sono loro che vanno a prendersi l'aperitivo a Parigi o il caffè a New York, no? Con gli amici, loro possono e quindi hanno il vantaggio, diciamo così, della moneta pesante. Noi invece che siamo a casa a tirare la lima, invece di queste robe qua non ce ne frega assolutamente nulla e siamo invece semplicemente desiderosi di avere un reddito nostro che salga nella moneta nostra. La domanda però e quindi quello che il contatore non capisce è proprio così, cioè vale a dire in realtà il nostro cambio sarà 1-1, poi dopo questi 100 fiorini che abbiamo invece dei 100 euro varranno in modo diverso rispetto alle altre monete con cui si confronta, verranno a parità col dollaro, quindi 100-100 e risulterà meno conveniente per noi andare a comprare le cose a New York e risulterà più conveniente per
era più conveniente per noi, per esempio, per i ragazzi andare a fare le vacanze in Grecia perché costerà di meno, e andremo d'accordo con tutti, cioè vale a dire chi è più debole avrà una moneta più debole, sarà più conveniente, e quindi sarà più facile per loro trovare clienti turisti e cose di questo tipo, e chi invece ha la moneta più forte, dei tedeschi e cose di questo tipo, farà tanto piacere di andare a fare il turismo dalle altre parti, ma saranno accolti bene, non saranno accolti con il fucile come invece sta succedendo adesso, no? Perché c'è l'odio che aumenta tra i diversi popoli europei. La domanda invece del perché la Thyssen in Germania va bene e perché la Lucchini Piombino va male, perché nonostante la stessa moneta, perché il punto è proprio quello, cioè la stessa moneta ma su paesi diversi, con economie che viaggiano a velocità diverse, non è uguaglianza. Il mio consueto parallelo, se io metto lo stesso zaino su un corridore più leggero, su un corridore più pesante, non sto facendo un atto di uguaglianza, sto facendo un danno al corridore più leggero. Quindi noi che in realtà non abbiamo modo di poter sovvenzionare statalmente le industrie, di poter fare infrastrutture, di poter mettere poi dopo della manodopera, per esempio dell'Est Europa, per fare degli stabilimenti con lavoratori a basso costo e così via, come invece può avere la Thyssen, siamo costretti a chiudere perché in realtà abbiamo una moneta sbagliata. Quindi il discorso è molto banale. Bene, c'era la questione posta dall'altro ascoltatore sulla paura che tornando alla moneta nazionale si debba fare come in Ucraina, che bisogna possedere oro fisico. Certo, l'oro fisico, no? Allora, l'oro fisico in realtà è una questione di disastro totale. Se noi immaginiamo tanta gente che ogni tanto veniva qualcuno a scuola, all'università da me, no? Alzava la mano e diceva ma professore, qua se tutto salta per aria è conveniente comprare l'oro? E ho detto ma guardate, se tutto salta per aria tenete presente che lo Stato non ha più i soldi per comprare la polizia, per pagare la polizia, e quindi tu vorresti trovarti con una casa con dentro l'oro in un mondo senza polizia. Ti conviene investire in bravi più che in fucili o in sigarette. In realtà il problema dell'Ucraina o qualsiasi altro paese in giro per il mondo che pur avendo la sua moneta è incappato in disastri non può essere preso a parallelo. Diciamo lo stesso errore mentale di chi, estremizzando, no, prende lo Zimbabwe, no? E dice la Zimbabwe loro potevano stamparsi tutti i soldi che volevano, eppure guarda che disastro, e poi sono andati a fare la spesa con le carriere. Lo Zimbabwe è lo Zimbabwe. Lo Zimbabwe è lo Zimbabwe, vale a dire non fanno prodotti, non c'è in giro una macchina, un vestito, una meraviglia dello Zimbabwe. In realtà noi non potrebbe mai capitare all'Italia una cosa del genere, perché se si deprezzasse troppo il valore della moneta, i nostri prodotti diventerebbero così convenienti che li comprano tutti. Immaginiamo una Ferrari che dà un terzo del suo valore, un terzo del suo prezzo. A quel punto poi ci sarebbe la corsa per tutto il mondo a comprare Ferrari o cose di qualità dell'Italia. Noi siamo un paese che produce cose di qualità, non può permettersi un'eccessiva valutazione, perché sarebbe rintuzzata a colpi di acquisti da parte del resto del mondo dei nostri prodotti. Per cui insomma la situazione non può essere paragonabile con altri paesi che sono sfortunati, che hanno problemi, che hanno guerre civili o cose di questo tipo. Bene, Claudio, siamo arrivati alle ore 12:02, noi ci dobbiamo salutare. Io ricordo l'appuntamento di questa sera a Treviso alle ore 20:30 all'Auditorium Cassamarca in Piazza delle Istituzioni, domani a Reggio Emilia, domani mattina alle 10 all'Hotel Posta in Piazza del Monte 2, e ricordo anche il sito bastaeuro.org. Chi non l'ha ancora fatto può scaricare gratuitamente il manuale Basta Euro, come uscire dall'incubo, e anche documentarsi in forma video, così come sul sito claudioborghi.com, che anch'esso è aggiornato con gli ultimi dibattiti anche televisivi. Quindi grazie. Ecco, mi raccomando, venite, anche se per caso non avete voglia, venite
stasera e venite domani se siete lì vicini o a portata di macchina, perché mai come adesso bisogna far vedere che ci siamo, bisogna far vedere che la nostra battaglia sta avendo seguito. Quindi venite, che mi farà molto piacere stringervi direttamente la mano. Grazie a Claudio Borghi Aquilini, appuntamento stasera a Treviso, ore 20:30, Auditorium Cassamarca. Buon lavoro Claudio e un saluto a tutti coloro che ci seguono. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass